Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante Veneziano, Formula 1 2013, Nuova Delhi, Gran Premio dell'India, 15 giri cumendiani. Allora ragazzi, ottavo posto in griglia, sapete in India sono una pippa obesa, Vettel pole position, però io sono tranquillo, nel senso, intanto voglio fare una premessa, sta gara può andare di merda, può esserci il ritiro, può esserci i vaneggi cumendiani, fioi, in India veramente io odio questa gara, cioè questa gara per me, meno male che il prossimo anno non ci sarà più, perché veramente non la sopporto. Però ho pensato questo ragazzi, dopo c'è Abu e anche Dhabi, Austin e Interlagos, 2 gare su 3 sono strafavorito, quindi possiamo anche permetterci una gara di merda a Nuova Delhi. Cerchiamo di limitare i danni, quindi ragazzi, se rallento, se vado piano, non incazzatevi, proprio io ho provato a fare 1000 giri, ma proprio l'India mi sta sul cazzo, è ufficiale, porca puttana, una gara di merda. Quindi l'obiettivo è cercare di fare qualche punto e dopo però chiaramente ad Abu Dhabi, Interlagos, vincere e fare una bella gara anche ad Austin. Le possibilità di vincere il mondiale ragazzi sono elevate. Raga, andiamo, Gran Premio. Vai ragazzi, Gran Premio dell'India, gara con... Cosa? Le gomme sono già finite, ma perché? Ma perché? Vabbè, le ho cambiate, ma so come l'India è proprio così. Comunque ragazzi, se vinciamo il mondiale sarà una piccola pausa da Formula 1 di una settimana, magari 2 massimo, e soprattutto sarà a livello esperto per la stagione dopo. Mentre se perdiamo rimaniamo ancora di professionista e andiamo avanti subitissimo proprio. Secondo posto, bene, sfruttiamo che la partenza è sempre favorevole. Però sarà dura mantenere anche la seconda piazza, proprio il comandone. Adesso mi sono anche allenato, ho fatto l'8º posto proprio perché l'ho riprovata 50 volte, ma non riesco proprio a tenere un ritmo gara in questa gara di merda e veramente fa proprio schifo l'India, una gara che non ha un senso logico secondo me. Proprio brutta sei, brutta sei. Adesso siamo primi, ma chiaramente solo perché la partenza è favorevole. Ragazzi, anche se rallento le altre macchine mi scuso prima, ma non posso fare altrimenti, fioi, cioè... Cerco di essere il più corretto possibile, ma non è facile. Guarda, non riesco neanche le curve che devo andare in pieno, non riesco a prenderle in pieno. E l'ho provata 80.000 volte. Setup preso da un sito molto affidabile. E vediamo, dai, vabbè, primo giro non proprio schifosissimo. Che fortunatamente ormai è professionista, mi sto abituando, quindi più che altro si setup qua, ragazzi, sono devastanti. Li ho trovati su un canale che dopo adesso ormai sto registrando. Nel prossimo video ve lo dico, perché fa buoni setup secondo me. Infatti il Kuma anche non guidando bene riesce a tenere botta o Bottas. Ah beh, se vinciamo qua il mondiale è nostro, ripartire il prossimo anno è esperto, ciao. Sarà bellissimo. E se vinciamo in India penso che il mondiale è nostro, ragazzi, sinceramente. Perché veramente Interlagos e Abu Dhabi siamo favoriti. E Austin una gara ibrida. Non stiamo guidando malissimissimo però, Che ho visto che c'è anche il degrado gomme che... Bravo Kuma, ragazzi, il Kuma sta guidando la cazzo, nel senso senza patemi d'animo, 9. Mi sto guidando abbastanza bene, anche se Vettel sta arrivando, chiaramente. Cioè, abbastanza bene per i miei standard in India, chiaramente, fioi. Le gomme sono già finite, ragazzi, prevedo... Se andiamo a punti, è un miracolo, secondo me. Quindi non pensiamo di aver già vinto il mondiale, perché non è così.
Giro record del Seba. Giro record del Seba. Si devo andare in box al settimo giro. Sicuramente che andrò. E il cume c'è, il cume c'è, il cumendone, il cume c'è. Vai che prendo il paletto. Ancora, ripeto, mi scuso ancora se veramente in India è così, ma è l'unica gara che proprio non riesco a fare nulla. Sono primo solo per la grazia divina del Signore, per i setup che ho preso. E comunque sono a livello professionista, quindi un livello sicuramente non impossibile con la Ferrari, anzi tutt'altro. Però proprio l'India mi sta sui maroni. L'India mi sta sui maroni. E adesso inizia la lotta tra Alfonso, Cumendone e Vettel. E che ho anche l'handicap delle gomme che sono messe male, non capisco il perché. Io le ho cambiate come sempre, ma a volte vaneggiano, forse i meccanici sono più attenti a tori. I nostri dati suggeriscono Dai che c'è battaglia tra Alonso e Vettel, grazie Alfonsino. Comunque saluto Raikkonen, un mio iscritto che ho parlato con lui su Steam, che ha detto che non devo chiamare Raikkonen Rikkionen. Vai tranquillo, ora se è solo per scherzare chiaramente. Iceman è un pilota che stimo tantissimo. E comunque ti saluto, ciao bello, ma adesso concentration sull'India, che incredibilmente siamo ancora primi, cioè non so il perché ragazzi, bug del gioco. E Alonso supera Vettel, bagar dietro, Alfonso supera Seba Vettel, migliore il primo settore. Non ci credo ragazzi, non ci credo. Con i setup fatti da gente esperta, so cazzi però Ecco, appena detto e vado fuori, bene. Però guadagni quei secondo due. Te la godi proprio. Comunque non sto guidando proprio in maniera oscenissima, dai. Cioè si vede che mi sto allenando comunque. È chiaro che a livello esperto seria un disastro. Vabbè, il prossimo anno vediamo a livello expert. Se vinciamo chiaramente, quindi non portiamoci sfiga per cortesia, come non portare sfiga. Sembra che tu stia perdendo aderenza. Forse dovresti rientrare ai box per effettuare il cambio gomme. Ma stai zitto, Besoide. Sì, in realtà hai ragione. Problemi per il cume. Problemi per il cume. Però dovrei fare altri due, teorica non ce la faccio proprio. Eccola là, i problemi cumendiani. Ecco i problemi, ecco i problemi. Devo andare in box adesso e questo vuol dire che devo fare lo stint lunghissimo. Oddio raga, oddio raga. Adesso sono veramente cazzi del cume. Duri. E cazzo, Vettel sopra il cume non me ne sono neanche accorto. Vai, chiudilo, chiudilo, bravo, bel controsorpasso, questo mi è piaciuto. Stai andando alla grande, siamo 4 posizioni più avanti di quanto ci aspettavamo. Alonso mi ha superato alla grande, le gomme sono... Ma Vettel! Mi ha buttato fuori in maniera ignobile, spero che sei ritirato, cazzo, vaffanculo Vettel. A sandwich, a sandwich. Maledetto Seba. Stavolta non ho fatto niente, però sei tu che sei una merda. Sto andando pianissimo adesso ragazzi, le gomme sono finite 2 giri prima, anzi 3. Che schifo, Dio santo. Andiamo ai box. Vai come Colin McCrirelli, vai, bravo. Adesso chiaramente mi supereranno tutti. Vai. Disastrum. 20esimi.
Ultimi. L'avevo detto purtroppo. Non sono previste altre soste ai box. E devo fare ancora... sì, ciao. Gara compromessa, ma d'altronde le gomme erano finite. Non capisco il perché, veramente. Perché come al solito io le cambio. Quando a distanziarsi ha Vabbè. il motore sulla massima potenza. Gara compromessa in maniera importante, purtroppo. Come il pilota che ti precede non ha guadagnato terreno nei tuoi... L'unica cosa positiva è che sarà un mondiale aperto fino all'ultima gara, quindi stracombattuto in classico stile comendiano, visto che tutti i miei mondiali sono sempre così. Sono contento almeno di questo. Dobbiamo fare un miracolo sportivo se vogliamo andare a punti in sta gara, eh? Il classico miracolo sportivo. Bella, questo passaggio mi è piaciuto. Il problema è che sta curva qua non riesco a prenderla in pieno, sono che c'è niente da fare. Dai, come vabbè, qua abbiamo Chilton e gli altri, insomma, adesso vanno anche i box, però se riusciamo a superarli prima sarebbe meglio. Alonso, giro record, fastest lap di Fernando è il pilota più veloce. Alfonsino. Il pilota che ti precede è più lento di te nel settore 2. Bene, mi fa piacere. Dai che superiamo Chilton. Non possiamo fare sti errori. Oh, ciao Van der Garde. Dobbiamo sbarazzarci molto presto di questi. Vai Kume, gara di rimonta adesso, remontada. Classica remontada, vai Kume, vai Kume. Intanto nessun ritiro per il momento. E speriamo di fare la rimonta, anche se purtroppo il problema mio è che sto andando in box prima, rischio di perdere le gomme anche per la fine della gara. Un secondo di distanza. Curva bruttissima questa. Sto pensando se veramente non ho cambiato le gomme, ma non mi sembra. Cioè, una delle prime cose che faccio, cazzo, a fine qualifica, cioè prima della fine. Vabbè, ve l'ho detto, comunque in India è una gara così. Ho bisogno del supporto comendiano perché proprio mi sta sui maroni. Bella, questo sorpasso mi è piaciuto. Bravo Kume, che non dobbiamo perdere tempo. Dalla pit lane. Comandone decimo. Cazzo, Vettel comunque di poco è vicino. È davanti. Veramente di poco. Il problema mio è che arriverò a fine gara con le gomme finite. È là il problema. E in una gara così faccio strafatica a tenerle buone. Cioè già faccio fatica nelle gare favorevoli, penso in quelle sfavorevoli come. Dai che il Vettel magari è un po' rallentato. Brutta curva questa, troppo lenta. Dai, un bel incidentone davanti, cazzo, dai, Vettel va fuori dei coglioni. Dai che Vettel è rallentato, dai un po' di bava. Dai un po' di culo. Bella, sta passaggio l'ho fatto positivo. Passaggio positivo, e questa è la curva che perdo tanto perché non riesco a prenderla in pieno come... Beh, non l'ho presa male stavolta, non l'ho presa male. E adesso arriva la grande lotta, come si vede che mi sto allenando di più rispetto a prima. Vettel è strarallentato da Bottas o Maldonado. E il Kume si butta proprio in pieno e supera Vettel, incredibile. Superato il Seba. Bel giro del Kumendone, miglior Vai. Qua esagerato. Quarto posto kumendiano. E anche Vettel ha perso molte posizioni.
rallentato la Bottas e Sutil. Questo è un colpo di culo grande, ma le gomme del Cume sono già quasi andate. Vettel è furioso però. Quarto già Vettel chiaramente. Mamma che gara, tanti sorpassi per il Cumendone, però gara divertente. Incredibile, una gara divertente in India, Fioi, miracolo. E che avrò le gomme finite alla fine. Sarà impossibile arrivare tranquilli. Peccato, cazzo. Se non avevo il problema iniziale potevo fare una buona gara, eh. Ormai a livello professionista ci siamo, dai. Brutta questa curva, avrà presa veramente male. Adesso è un po' sporco, adesso sono teso perché so che non posso arrivare alla fine con queste gomme. È una dura realtà, ma è così. Chiaramente ho il trenino un po' dietro. Mancano 5 giri. Dai, non guardiamo neanche le gomme, dai. Che tanto ci prendiamo solo nervoso. Già la macchina faccio fatica a tenerla in pista. Bene, molto bene. Vettel prova il sorpasso. Io sto qua. Occhio a Seba, occhio a Seba. Abbiamo perso la posizione, ma possiamo riconquistare. Contro sorpasso Cumendiano. Bravo Come. Siamo 2 posizioni più avanti del previsto. Ho capito, vecchio. Il problema è che non possiamo rimanere qua. Perché le gomme sono andate. Le gomme sono andate. La 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 la. Adesso veramente ho bisogno della concentrazione massimale per fare un miracolo. Che mancano veramente troppi giri. Vogliamo il ritiro di Vettel, vogliamo il ritiro di Vettel. Alonso la va a vincere la gara, sono contento che la Ferrari porta a casa la vittoria. Il problema è che il Cumendone non può portare a casa il terzo posto, anche se adesso abbiamo un buon vantaggio su Vettel. Vedi, se non avevo il problema delle gomme, che rabbia però. Proprio è la gara sfortunata l'India, eh. È proprio la gara sfortunata, cazzo. Colpi di scena non finire il mondiale. Torna nelle mani di Vettel, penso, perché ci sarà il sorpasso. Non voglio essere troppo pessimista, ma la vedo molto dura. Ci sarà un degrado gomme tra un po'. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungerti. Va a cagare, va. Me la gramo. Erroraccio Cumendiano. Beh, cerchiamo di mantenere la calma. Ancora mi scuso se in questa gara faccio cagare, ma proprio l'India, anche se mi alleno, è così. La 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 bandiera verde, cosa è successo? Tanto Grosjean supera Vettel, bene, ottima notizia. Occhio, 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 occhio. La 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 la. Vettel 12esimo, attenzione! Fernando gira su tempi migliori. Seba Vettel 12esimo. Al giro in questo momento. Imbottigliato Vettel, godo, un po' di culo, cazzo. Culo Cumendiano qua. Quindi per quello forse bandiera verde. Cosa è successo? La 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 la. Beh, io ero strada avanti, quindi il Cumendone non ha fatto niente, ragazzi. Il godimento è ancora più bello. Vettel si è inculato da solo, fioi. Incredibile, possiamo anche permetterci di
Non si è ritirato, però forse si è rotto qualcosa, speriamo, cazzo, speriamo. Però non perdiamo la concentrazione. Seba. Dov'è Seba? Dove sei Seba? Dove sei Seba? Dai ragazzi, questo è il potere Bibitaro, fioi. Potere Bibitaro. Che è andato contro il Bibitaro stesso. Che bello qua Grosjean, adesso mi supera tra poco. E lasciamo strada, non voglio rischiare di spaccare la macchina o altro. Il Grosjean è qua. Ma il Bibitaro dov'è? Potere Bibitaro ragazzi, contro il Bibitaro. La sfiga finalmente anche al Bibitaro. Il Bibitaro è ancora 12esimo. Io non voglio neanche vedere le gomme ragazzi, non le voglio vedere. Sì, dobbiamo stare calmi perché se riusciamo anche a guadagnare punti in India le possibilità di vincere il mondiale ci sono, Stiamo calmi però. Relax, relax. Potere Bibitaro, fioi. Potere Bibitaro. Che culo, porca puttana, meno male. Non ci voglio ancora credere. Ma come cazzo ha fatto perché non si spacca mai? Ma se ancora 12esimo vuol dire che non ha spaccato a lettoni, roba proprio è uscito di pista probabilmente. Non ho parole, non ho parole. Vai, Colin McRae come. Colin McRae come. Dai che se non guardo le gomme magari mi spavento meno. Però adesso il Grosjean e Rosberg o Hamilton, chi cazzo è, sono vicini, Dove se ne sono andati i primi due, Webber e Alfonsino. Mancano 2 giri ragazzi, cerchiamo di tenere botta, Dio santo. Tenimo Bottas, tenimo Bottas. Il Bibitaro è ancora 12esimo, potere Bibitaro, fiolo, continuo a dire. Il potere Bibitaro è il contrario ragazzi, dà sempre culo, ha un po' di sfiga. Adesso vediamo cosa combina il Comendone, posso anche non fare punti, quindi sono molto più leggero e tranquillo e si vede anche in pista. Paradossalmente con le gomme finite sto andando meglio, anche se ho dei tempi sul giro più lenti, però non sto rischiando troppo il sorpasso da parte del Grosjean. Ma stiamo calmi, manca ancora un giro e mezzo, quindi tutto può succedere. Dai, dai, Comendone, portaci a casa. Il miracolo, eccolo qua, Colin, vai Colin. Dietro c'è il bel trenino con Vettel che vuole tentare il miracolo di ritornare in zona punti. No, Bibitaro, no. Questo è il potere Bibitaro, anzi il potere anti-Bibitaro. Potere anti-Bibitaro. Gara di cuore di Comendone, sicuramente non è bravo, non è forte in questa gara, ma le sta tentando tutte. Gigione supera Grosjean, quindi siamo contro Gigione adesso. Siamo contro Gigione e siamo al final lap comendiano. E questo è proprio il classico final lap comendiano. Gomme finite, cazzate, vaneggioni vari. Stiamo calmi, non riesco neanche a parlare. Il Bibitaro è sempre 12esimo intanto. Il Bibitaro è sempre, anzi 11esimo. Il Bibitaro sta guadagnando una posizione. Lo so, ma le gomme sono andate. Le gomme sono andate. Mayday, Mayday, non che sei più a gomme. Mayday, Roger, Roger. Il Comendone sta vaneggiando. Non ce la fa più, non ce la faccio più. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Le gomme sono ufficialmente andate, ragazzi. E adesso proviamo il carburante elevato, ce lo siamo tenuti. Dai, occhio, occhio a Hamilton, occhio a Gigione Hamilton. Occhio a Hamilton. Occhio a Gigi. Frena, le gomme sono veramente andate. Bella questa curva presa in pieno. Dai con il cuore il Bibitaro in zona punti. Il Bibitaro in zona punti è decimo. Probabilmente il Bibitaro è decimo. Porca puttana.
Però va bene lo stesso, l'importante è che non dobbiamo far cappelle noi. Se non cappelliamo noi prendiamo punti importanti sul Bibitaro e siamo vicini al mondiale. Se non cappelliamo nelle gare favorevoli, chiaramente. Io mi ricorderò sempre una cosa che il buon Gianfranco Mazzoni della Rai, se non guardo più la Rai, guardo tutto su Sky chiaramente. C'è uno sportivo in pista, cioè, io vi consiglio una cosa ragazzi, andate su YouTube, dovete scrivere Gianfranco Mazzoni, uno sportivo in pista, vi pisciate addosso da ridere. Ma adesso andiamo sul Gran Premio dell'India, ormai è quasi finita, un'ultima curva, vediamo se il Cube riesce a prendere un podio strafortunato con il Bibitaro indietro. Vai Cube, il Cube non ce la fa più, il Cube non ha più le gomme, il Cube non ha più niente, ma forse arriva al terzo posto. Sì cazzo, sì, senza classe. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.